Assessore, parliamo di questa iniziativa Natale Solidale fatto in partnership con altre istituzioni della nostra città. Assolutamente sì, un Natale solidale con la tombola della solidarietà grazie alla collaborazione con lo Juventus Club che ha avuto questa bellissima idea con il coinvolgimento dei volontari di strada, del CAV, e quindi questa tombola che verrà fatta grazie all'assessorato alla digitalizzazione totalmente in digitale attraverso l'app Comune Digital. Sarà possibile sabato, quando ci sarà la tombola, farlo tutto in maniera informatica, e anche qui la novità e anche qui l'opportunità di queste donazioni che poi andranno alle associazioni che poco fa ho citato, per cercare di fare che cosa? Di donare un sorriso ai bambini meno fortunati attraverso il dono del giocattolo, ma anche sì, attraverso la raccolta dei fondi, cercare di restituire un po' di felicità per quello che si può fare in questo periodo del Natale, che è un periodo, diciamo, per alcuni triste a causa della crisi, a causa di tutto quello che sappiamo. Però ci siamo, cerchiamo di esserci, e io ringrazio il presidente del Juventus Club Valle dei Templi e tutti coloro che sono attorno a questa iniziativa, perché iniziative di questo tipo senza ombra di dubbio aprono il cuore, riscaldano il cuore e danno l'opportunità di aiutare il prossimo. Ecco, anche voi coinvolti in questa iniziativa di solidarietà. Sì, grazie al presidente della Juventus Club Valle dei Templi, ci ha chiamati e ci ha inseriti nella loro iniziativa per un dono ai nostri bambini. Sono tanti i bambini che vengono al CAV e non hanno bisogno soltanto di viveri, ma hanno bisogno di un giocattolo. Un bambino davanti ad un giocattolo si sorride, è felicissimo, e anche i genitori sono felici, specialmente in questo periodo in cui comprare un giocattolo sta diventando ancora più difficile. Grazie ancora per averci inseriti in questa iniziativa e cosa dire? Buon Natale a tutti, e quest'anno sarà per i nostri bambini un Natale diverso, con un giocattolo anche per loro. Anna Marino, volontari di strada, un momento sicuramente difficile, lo è tutto l'anno, ma quando arrivano le feste c'è qualcosa in più, per cui il vostro impegno nella quotidianità, nel sorreggere chi ha più bisogno, è incommiabile giorno dopo giorno. E quest'anno è ancora molto più difficile perché abbiamo avuto notizie dal Banco delle Opere di Carità che non ci hanno mandato la pasta e neanche il latte. Sono due elementi importanti, per cui ne facciamo appello a tutti quanti di poter donare e aprire il cuore come hanno fatto fino ad ora. Ma mi corre non solo l'obbligo ma anche il cuore, e lo dico veramente, sinceramente, con tutta l'anima, di ringraziare la Juventus Club e l'amministrazione comunale di Agrigento nella persona dell'assessore Gullo come assessore alla solidarietà sociale, per darci una mano d'aiuto, perché diversamente avremmo avuto problemi proprio forti, perché siamo ormai a un passo dal Natale, a una settimana dal Natale, quindi non avremmo potuto fare diversamente. E devo dire che è vero che parliamo sempre di crisi, che ogni anno aumenta, si fa sempre più grave, però anche è vero che noi siamo qui oggi a portare il nostro spirito di speranza, la speranza di un divenire, una speranza di un futuro migliore, la speranza veramente a nome di tutti i volontari di strada e anche di noi assistiti, che le persone possano continuare a darci una mano aiuto, perché in tutti questi anni abbiamo fatto tutto, abbiamo aiutato centinaia di famiglie solo ed esclusivamente con l'aiuto di tutti i cittadini di buon cuore. Grazie e buon Natale a tutti. Ecco, un impegno oggi questo insieme alle associazioni di volontariato e il Comune da parte del vostro club. Sì, il nostro club come ogni anno organizza delle iniziative solidali volte a far sì che i più deboli, le fasce più deboli possano essere aiutate. Nel nostro piccolo ci mettiamo il cuore. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere delle associazioni e delle squadre sportive della città come l'Agragas, la Fortitudo, ASD Atena, ASD Agrigentum, Pallavolo Aragona, proprio perché in questi luoghi i ragazzi frequentano questi luoghi, si vanno ad allenare nei pomeriggi della settimana e quindi vengono, tra virgolette, accompagnati dai loro genitori, quindi i ragazzi e i genitori frequentano queste società sportive. Abbiamo cominciato quest'anno con diciamo, la fretta di fare il tutto, anche delle vicissitudini personali ci hanno impedito di poter essere più efficaci e di coinvolgere anche altre associazioni che sicuramente il prossimo anno vorremmo coinvolgere, però questa è la finalità di tutto ciò, è la riflessione che vogliamo far fare soprattutto ai più giovani rispetto a quella parola che per loro deve essere una parola dolce e che possa accompagnare le loro giornate, cioè la solidarietà. I giovani oggi sono abbastanza distratti da quelli che sono i social, le app. Noi vorremmo far sì che possano anche imparare ad avere dimestichezza con questa parola che è la solidarietà, ed ecco perché abbiamo coinvolto i settori giovanili di queste squadre.